fondi per la cabinovia e l'avvio dei lavori nell'area dell'ex fiera, il progetto della nuova piscina terapeutica e la cittadella dello sport, i progetti spiegati a Ring dal sindaco di Piazza. Estrae il coltello e minaccia il personale del locale, paura ieri sera in una pizzeria in strada di Fiume, giovane donna rintracciata e denunciata dalla Polizia di Stato. 2 macchinisti ustionati a bordo di un traghetto ormeggiato alle banchine della piattaforma logistica, il punto sull'infortunio sul lavoro su cui sta svolgendo accertamenti la Capitaneria di Porto. Basta rendite di posizione a discapito dei pazienti, così l'assessore regionale alla salute Riccardi sulla riorganizzazione ospedaliera che si scontra ancora con resistenze definite dannose. Affondo della CGA di Mestre sull'Europa che lascia da soli gli stati ad affrontare la transizione energetica, tra le regioni che soffrono di più anche il Friuli Venezia Giulia. Stanotte alle 22:30 la solenne veglia alla cattedrale di San Giusto, la Santa Messa di Pasqua domattina alle 10:30 trasmessa in diretta su Tele4. Il primo vero sabato di primavera spinge triestini e turisti nelle Ospizze, la tradizione cittadina non perde il proprio fascino e si conferma un asset imprescindibile per la nostra città. Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. I fondi per il progetto della cabinovia, l'avvio dei lavori nell'area dell'ex fiera, il progetto della nuova piscina terapeutica e la cittadella dello sport in dirittura d'arrivo. Il punto sui progetti è stato fatto ieri a Ring dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Hai visto? Ti ho mandato quella di Roma che stanno progettando la cabinovia? No, non l'ho vista. Dopo ti mando. Cioè anche loro. Va bene. Detto ciò adesso, tornando seri. Non è accaduto niente per cui si cambia linea con un atto in Consiglio Comunale, giusto? Non è vero. Cioè cosa è accaduto? Sono accadute delle cose. Cioè? No, non le dico. Come no? Insomma, che stiamo a fare qua, sindaco? Cioè arrivano i soldi, Salvini, cosa? No. Ma va? Lasciami che sto lavorando, mi sono carico concittadini, ho preso in mano io la questione, o butto via tutto o la facciamo? Se io titolassi di Piazza, cabinovia di Piazza, 2 punti, i soldi stanno arrivando, sbaglierei? Bella giornata. Vero, bella giornata oggi. Bella giornata di sole che ha portato veramente a Barcola, era uno spettacolo. Va bene. Ok, si è votata la variazione di bilancio, mi dica qualcosa di quello, dai, lavori, hanno criticato dalla sinistra, dall'opposizione, non avete accettato niente degli emendamenti proposti da loro, dai. No, mi scusi un attimo, parlo con il mio Everest Bertoli che è il mio assessore a bilancio bancario. E naturalmente ho parlato con Vincenzo Di Maggio e naturalmente con Michele Babuder e vedremo di mettere un sacco di soldi sulle strade, perché sai che l'altra mattina ero con i miei a tappare buchi per fargli capire quello che dobbiamo fare, perché indubbiamente questi camion maledetti spostandosi dalle rive per il problema del Ponte Verde e del Ponte Bianco, la città è piena di buchi, per cui sì. 350 km di strade, 700 di marciapiedi, è lì che dobbiamo intervenire. E dopo facciamo un progetto straordinario e ci siamo confrontati anche con le varie associazioni, per cui verrà fuori una bella cosa. Davanti a Esatto, che dammi atto che è venuto benissimo, davanti alla stazione austriaca che stanno investendo 34 milioni di euro, albergo, ristorante sul tetto, Cantamessa sta facendo una cosa straordinaria e parte. Dopo, spostando il mercato ortofrutticolo, avrai una zona della città nuova. Torniamo alla città dello sport. Devo fare di notte la guardiania, la gara per la guardiania, perché altrimenti di extra... Guarda che roba. Sì. Guarda che orgoglio. Cioè, quindi ci sarà un presidio, definiamolo, di controllo. Sì. Perché di notte altrimenti gli extracomunitari che sono in Porto Vecchio mi vanno là, no? Mi spaccano tutto. Fiera, è vero che si muove qualcosa adesso finalmente? Sì, l'altro giorno mi ha chiamato l'azienda perché i mail avevano imposto dei termini 9, 12, 15, 19 per il cantiere. Invece il cantiere si apre alle 7 del mattino e si chiude la sera, insomma, no? Cari concittadini, quando butteremo giù tutta quella roba, un minimo di problemi ci saranno, però bisogna anche fare, insomma. Va bene. La cronaca inseguita è presa dagli agenti della Polizia di Stato dopo le minacce in una pizzeria di strada di Fiume, denunciata una donna armata di coltello.
Momenti di paura ieri sera alla trattoria Spetic in strada di Fiume. Una giovane donna è entrata nel ristorante e agitando un coltello ha minacciato il personale. Una cameriera è intervenuta per cercare di calmare la ragazza, che però continuava a dare incandescenze. Solo quando la dipendente del locale ha avviato la chiamata al 112 per chiedere aiuto, la giovane ha riposto il coltello all'interno della borsa ed è fuggita dal locale. Intanto sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato. Gli agenti, dopo essersi fatti descrivere la persona segnalata, hanno avviato le ricerche. La sospettata è stata intercettata poco dopo a bordo di un autobus in zona Ospedale di Cattinara. La donna, personaggio nota alle forze dell'ordine, è stata accompagnata in questura. Il coltello è stato sequestrato e la giovane denunciata. Sempre ieri, ma nel pomeriggio, su segnalazione di una donna, la polizia è intervenuta in via San Marco. La malcapitata è stata aggredita da un uomo ubriaco di 60 anni che voleva rubarle il pacchetto di sigarette. Non riuscendo nell'intento, l'aggressore è fuggito, ma la sua corsa è durata poco. Gli agenti della questura lo hanno intercettato e denunciato. 2 macchinisti sono rimasti ustionati a bordo di un traghetto ormeggiato alle banchine della piattaforma logistica. Il punto sull'infortunio sul lavoro su cui sta svolgendo accertamenti la Capitaneria di Porto. Sono in mano alla Capitaneria di Porto di Trieste gli accertamenti sul doppio infortunio sul lavoro avvenuto nella sala macchine dell'Eurocargo Roma, traghetto Rorò della compagnia Grimaldi Lines, ormeggiato alle banchine ex Scalo Legnami della piattaforma logistica. 2 macchinisti filippini di età compresa fra i 30 e i 40 anni sono finiti all'ospedale di Cattinara nella giornata di ieri, venerdì 3 aprile. I marittimi sono stati investiti da un getto di vapore bollente mentre lavoravano sotto coperta. Entrambi sono rimasti ustionati dall'emissione incandescente. Più gravi le condizioni del più giovane, investito dal getto sulle gambe, su cui ha riportato ustioni giudicate di secondo grado che hanno reso necessario il trasporto all'ospedale di Cattinara. È andata meglio al giovane filippino, interessato solo da alcune ustioni meno gravi alla spalla destra. Non è ancora chiara la causa dell'infortunio, se dovuta a un errore dei lavoranti o a un guasto tecnico degli impianti. Ecco il perché, contestualmente all'intervento dei medici del 118, gli specialisti della Capitaneria sono intervenuti a bordo della nave per tutti gli accertamenti del caso, tra cui la denuncia di evento straordinario redatta dal comandante, che verranno girati all'autorità competente. È stato condannato per tentato omicidio plurimo Alberto Bogaro, che nel febbraio del 2025 accoltellò 3 persone. Il tutto accadde a Gradisca al Caffè Teatro. 5 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione con 2 anni da scontare presso una REMS. Alberto Bogaro, 30 anni, è stato condannato ieri dal GUP del Tribunale di Gorizia Caterina Caputo. L'accusa: tentato omicidio plurimo aggravato dai futili motivi. La sera del 16 febbraio dello scorso anno, al Caffè Teatro di Gradisca di Sonzo, l'uomo aveva ferito con un taglierino 3 giovani, il barista del locale Gianluca Zorzenon, Caroline Marino Onofrei e Giuseppe Boscarol. Il dottor Marco Stefanutti, psichiatra forense e psicoterapeuta, perito nominato dal GUP, aveva stabilito fosse scemata la parziale capacità di intendere e di volere di Bogaro, di fatto una semi-infermità riconosciuta assieme alle attenuanti generiche. L'uomo resta in carcere, dove ha già scontato 15 mesi, fino al deposito della sentenza entro 60 giorni. 23.000 euro complessivi di provvisionali disposti per le 3 persone ferite. Ulteriori 1.500 euro sono stati disposti per Gaetano Amendola, intervenuto per ricomporre la situazione, e 1.000 per Cinzia Amendola, proprietaria del locale. La lettura delle motivazioni chiarirà le ragioni alla base della sentenza, che conferma comunque la pericolosità sociale del condannato. La stazione di Trieste del soccorso alpino è stata attivata da Sores tra le 18.30 e le 20 di ieri per 2 chiamate al numero unico 112. La prima a Sgonico, infrazione stazione di Prosecco, per una persona, un uomo di 78 anni, che era andato a raccogliere asparagi con il figlio, il quale, pur cercandolo, ad un certo punto non lo trovava da un'ora e il padre era senza telefono. All'arrivo dei soccorritori era già stato ritrovato, sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Poco dopo è scattato il secondo intervento, stavolta a Padriciano, per un 87enne che era andato sul sentiero numero 1 a passeggiare, a fare foto, ed era caduto procurandosi un trauma cranico con ferita. L'uomo è rimasto sempre vigile e collaborante. 6 soccorritori, tra i quali un infermiere del soccorso alpino, lo hanno raggiunto, medicato e stabilizzato, per poi trasportarlo con il proprio mezzo fino all'ambulanza del 118, a cui è stato consegnato nei pressi del parco Globoiner. Le operazioni si sono concluse alle 20 circa.
L'assessore regionale alla salute ha riflettuto con noi sulla situazione della rete ospedaliera in Friuli Venezia Giulia, la cui riorganizzazione generale, secondo Riccardo Riccardi, ancora si scontra con resistenze definite dannose. A margine della conferenza stampa tenutasi ieri, che ha illustrato la più recente donazione da parte della Fondazione CR Trieste a 2 strutture sanitarie Asugi, l'assessore Riccardi ha voluto soffermarsi su una questione strettamente collegata, ma che il responsabile della salute regionale ha inteso estendere in qualche modo all'intero sistema sanitario ospedaliero. I macchinari che Asugi ha ricevuto in dono dalla Fondazione, ha detto Riccardi, testimoniano come scienza e ricerca mettano a disposizione straordinarie opportunità per i pazienti e per le stesse strutture, consentendo di velocizzare i tempi. Ora, spiega l'assessore, sono le strutture a doversi adeguare a tutto ciò, percorrendo senza indugi la strada che l'amministrazione regionale ha aperto, ad esempio, con la riconsiderazione della rete oncologica. Questa grande resistenza che abbiamo nei modelli organizzativi sicuramente non ci aiutano e danno delle conseguenze rispetto alla capacità di risposta che oggi fortunatamente scienza e ricerca consentono di avere nei confronti del cittadino. La sensazione personale che Riccardi ha di fatto reso pubblica già in altre occasioni e che ieri è stata ribadita è che se non ci si è ancora incamminati con convinzione lungo quel sentiero, ciò dipenda da chi non vuole impegnarsi in tal senso per non rinunciare a rendite di posizione che a lungo andare potrebbero danneggiare soprattutto la salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Io mi auguro che col tempo si riescano a abbattere queste barriere culturali che spesso sono determinati esclusivamente da alcune rendite di posizione spicciola per difendere delle abitudini che fanno bene a chi cerca di difenderle, ma non fanno bene alla qualità della vita delle persone che possono avere delle risposte meno invasive in tempi minori, con meno disagi e soprattutto meno fatiche e meno tensioni anche da parte del sistema professionale. Il mondo della politica e della cultura triestina perde Sergio Pacor, l'avvocato nato nel 1939 e venuto a mancare stamani. Aveva 87 anni ed era da tempo malato. Una figura poliedrica, quella di Pacor. Accanto all'impegno professionale è necessario ricordarne quello politico. Prima di approdare a Forza Italia fu un battagliero presidente del Consiglio Comunale, fu esponente storico del Partito Repubblicano e ricoprì anche l'incarico di assessore comunale alla cultura. Perché Pacor fu anche uomo di cultura, presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dal 2016 al 2019, presidente del curatorio del Museo Re Voltella, nel 2012 concesse la propria collezione per una mostra proprio al Museo di Via Diaz. Inoltre, Sergio Pacor era anche un grande estimatore e conoscitore della musica jazz. Affondo della CGIA di Mestre sull'Europa, che lascia da soli gli Stati ad affrontare la transizione energetica in un contesto di instabilità internazionale con costi alle stelle. Tra le regioni che soffrono di più anche il Friuli Venezia Giulia. Il caro energia, che mette a rischio la stabilità e i costi di produzione con conseguente aumento dell'inflazione, va affrontato in maniera decisa e con interventi mirati a garantire un supporto ad imprese e famiglie. Lo sostiene la CGIA di Mestre, che punta il dito sull'Europa, che si limita a fare il compitino. Il Friuli Venezia Giulia è storicamente una terra di grande manifattura, con tante aziende energivore, ed è francamente inaccettabile che di fronte al caro energia dalla Commissione europea arrivino solo raccomandazioni banali, grottesche, come abbassare il riscaldamento o usare meno l'auto. È ormai evidente, sostiene la CGIA di Mestre, che le misure adottate dai singoli paesi dell'Unione Europea non sono efficaci, in quanto temporanee, con un impatto economico molto contenuto e soprattutto in totale assenza di coordinamento. È ormai chiaro a tutti che nessun paese dispone da solo delle risorse necessarie per reggere l'urto. Da Bruxelles ci aspettiamo decisioni politiche concrete, non ovvietà. Servono misure temporanee, a partire dalla sospensione del patto di stabilità, e interventi strutturali all'altezza della crisi, come ad esempio l'introduzione di un nuovo Next Generation EU capace di sostenere gli Stati membri in questa delicata fase di transizione energetica.
È partita la raccolta firme promossa in tutta la regione dal partito Noi Pensionati per alzare la soglia ISEE fino a 50.000 euro per l'esenzione del ticket sanitario. La nostra battaglia continua perché vogliamo aiutare le persone disabili e soprattutto le persone in difficoltà finanziaria a causa del costo della vita, perché nessuno si sta rendendo conto, però le persone che vanno a fare la spesa mi dicono devo andare con la calcolatrice perché non so che devo spendere più di 7-8 euro al giorno, non posso permettermi di spendere perché avendo la minima non riesco a vivere e non riesco a finire il mese. Raccolta firme in tutta la regione per i prossimi 4 mesi. Obiettivo raggiungere le 5.000 sottoscrizioni per la proposta di legge di iniziativa popolare al fine di allargare la platea di esenzione del ticket sanitario alzando la soglia da 35.000 a 50.000 euro di ISEE. È la battaglia che sta portando avanti il Partito dei Pensionati. A Trieste il banchetto è stato allestito in largo Barriera. Ringraziato il cielo, sta andando molto bene, abbiamo avuto tante persone questa mattina e siamo qui già dalle 9 e purtroppo le persone dicono sì, non basta questo ma basta anche qualcosa d'altro perché sono persone anche molto invalide che hanno delle pensioni di 380 euro al mese o 580, effettivamente col costo della vita non se la fanno andare avanti, tutto aiuta. Ma questo è solo un primo passo, un altro obiettivo è ottenere un aumento dei bonus che la regione stanzia già. Però vorrei chiedere anche per le persone invalide che adesso mettono quel bonus di 350 euro all'anno, che sono 94 centesimi al giorno, persone si fanno anche un caffè, di poterlo usufruire perché avendo una riserva di 45 milioni che ha la regione, penso che possono intervenire anche su questo argomento. Proseguono le celebrazioni del Triduo Pasquale, stanotte in cattedrale dalle 22:30 la solenne veglia pasquale. Domani alle 10:30 in diretta su Tele4 la Santa Messa. Ieri il Vescovo Trevisi ha preso parte alla Via Crucis. I nostri piedi siano abituati a fare il primo passo verso chi ci offende e il tempo sia speso, anzi dissipato, nel consolare chi è triste e solo. È uno dei passi della lettera del Vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, in occasione della Pasqua. Come tradizione il Vescovo celebrerà domani alle 10:30 la Santa Messa di Pasqua nella Cattedrale di San Giusto, che Tele4 trasmetterà in diretta. In attesa della veglia pasquale che prenderà il via sempre a San Giusto stanotte alle 22:30, ieri Monsignor Trevisi ha preso parte alla Via Crucis animata dai giovani dell'Azione Cattolica Triestina. Vivere la Pasqua vincendo le tenebre delle violenze che abbruttiscono l'umanità e la ingabbiano in conflitti permanenti, che distruggono villaggi e città, che infieriscono su bambini innocenti e persone inermi. È un altro passo della lettera del Vescovo, il quale si sofferma anche sull'aggressività e la violenza dei social che avvelenano relazioni e alimentano solitudini e indifferenza. Allenatevi all'ascolto del grido dei poveri e dei sofferenti, scrive ancora il Vescovo Trevisi. Pensate alla vita e al futuro mettendovi dalla parte di chi è vulnerabile e fragile, come ha fatto Gesù il crocifisso. Vi auguro, chiude così la lettera del Vescovo, di vivere la Pasqua pronti a godere della pace che il risorto vi dona. Il vostro cuore sia aperto ad accoglierla e non consentite che la guerra entri nei vostri desideri e nel vostro cuore. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, rientriamo in studio subito dopo, rimanete in nostra compagnia. Entriamo in studio, finalmente un sabato di bel tempo, molti triestini che hanno scelto di trascorrerlo in Osmizza. Noi siamo aperti dal 25 di marzo e chiudiamo il 12 aprile. Siamo aperti già da una settimana o appena, tanto che dovremo essere aperti fino al 29 di aprile. Se bel sole e c'è sempre tanta gente. C'è un'abitudine tipicamente triestina ma che piano piano sta contagiando tutti quelli che con un triestino entrano in contatto, l'Osmizza. Sono tornato dall'Austria, da Graz, perché la primavera in Osmizza come da nessun'altra parte. Aperte già da qualche giorno, come era prevedibile, oggi, un sabato soleggiato, le Osmizie hanno fatto registrare il tutto esaurito. Questa prima Osmizza di caldo alla fin fine ha portato tanta gente e è una bella apertura della stagione. Dunque un'anticipazione della Pasqua, meteo favorevole, che ha consentito a parecchi di organizzare rientri e rimpatriate e in una situazione del genere è persino consentito scherzare. Rimpatriata con la classe del liceo
e domani pranzo con gli amici, si cucina assieme, si mangia assieme, si beve assieme. Sono venuto dal Belgio qualche giorno fa e sono venuto apposta fino a qui per chiaramente Pasqua e anche per lo Smizza. Non si può stare senza lo Smizza, è il centro della vita di un triestino e quando torni a Trieste devi tornare in Osmizza, se no non vale. Una volta per tutte ricordiamo l'origine della parola. Osmizza deriva dallo sloveno osem, 8, gli 8 giorni, cioè durante i quali, in epoca asburgica, era consentito ai contadini vendere vino senza pagare dazi, grazie ad un editto emanato nel XVIII secolo da Giuseppe II. E una bella giornata come questa chiama per forza Osmizza, chiama un giardino con degli ulivi, compagnia, se possibile anche un po' di buon vino e sempre un clima ospitale da parte delle persone che lavorano in questi posti. Ma con queste giornate di sole sarà sicuramente positivo. Perfetto. Una scenetta in tema pasquale del grande Angelo Cecchelin riportata alla ribalta questa mattina a Sveglia Trieste da Alessio Colautti, l'erede naturale dei grandi della comicità, del teatro e della musica in versione triestina. Che nel periodo del Quaresima non si può cantare e dire Alleluia. Alleluia lo potremo dire stanotte dopo la veglia di Pasqua, a mezzanotte, dopo che i ga suonare le campane, allora si canta l'Alleluia, perché dopo la resurrezione si canta l'Alleluia. Cecchelin, per spiegare ai suoi fioi cosa che è l'Alleluia, scrivi questi versi. Alleluia. Dal Papa che è a Roma al nonzolo de Muia, nessuno non sa spiegarmi cosa che è Alleluia. De cosa che sta frase la sia saltata fora, scienze, dottori e altri che ha studiato sora. E nessuno in 20 secoli non che sta bon de venire su sto enigma a una conclusione. Ma mi lo so. E sapete chi che me l'ha detta? Piero Stramazzer, quel che sta su in soffitta, che siccome, almeno i disi, è il discendi de San Piero, e sa di Gesù Cristo tutta la storia è il vero. Co Cristo povaretto e il gadi stira i cracchi, i logasni a ca in sepolcro, e de guardia do macacchi, ghiera, guarda il caso proprio fiol d'un can, un iera Carsolin e l'altro iera Furlan. E aveva, ma ve prego non steghe dire a nessuno, la baionetta in canna e le pillole dun dun. Sta il fatto, o per paura o per il forte vento, i tremava in una maniera de far venir spavento. E quando Gesù Cristo, stufo in tal dimora, e il ga pensà di alzarsi e de mandar tutti in malora, e si è saltato fuori con tanta confusione che oggi nella storia si chiama resurrezione. I due guardiani a questo fracasso drio de schiena restati iseduri come due luganiche de Vienna. E il Carsolin, coraggioso, se andà dritto a musada. E il Furlan ga preferì farsi una buona culatada. E guardando Gesù Cristo, che era suo nemico, el che fa Alleluia! Ia, che rispondi il Carsolin. Ecco perché il popolo, che è 3 volte bon, e il disi Alleluia con tanta devozione. Grande Alessio, bellissima. Partita la quinta edizione di Biennale Donna fino al 2 maggio fra il Magazzino 26 ed altre location, mostre, workshop e performance. Chiuderà il 2 maggio la quinta edizione della Biennale delle Donne, presieduta da Sherzada Ahmetovic. La Kermesse conferma il proprio ruolo di piattaforma culturale capace di interrogare il presente attraverso le pratiche artistiche contemporanee, la ricerca teorica e il dialogo internazionale. Realizzata con il Comune di Trieste e il patrocinio della Regione, essa di fatto è uno spazio aperto di riflessione, trasformazione e confronto. L'architetto Riccardo Rizzetto è il curatore dell'edizione 2026 che prende forma attorno al titolo La Boemia sta sul mare e di fatto sviluppa una riflessione sulla nostalgia non come desiderio di ritorno ma come possibilità di riaprire il tempo, restituire visibilità a ciò che è stato marginalizzato e immaginare alternative al presente. In tal senso la declinazione al femminile esprime un campo critico in cui si intrecciano aspettative culturali, politiche, economiche ben precise.
precise. Al percorso espositivo principale del magazzino 26, la Biennale affianca una serie di proiezioni, workshop e performance raggruppati sotto il titolo Interferences Public Program, che complicano, amplificano e rilanciano le traiettorie, mentre una sede distaccata a Porto Piccolo sviluppa un dialogo autonomo ma connesso alla mostra principale. In definitiva, questa Biennale delle Donne non offre risposte chiuse, ma apre continui spazi di immaginazione, resistenza e trasformazione. Per questa edizione è tutto, grazie di essere stati in nostra compagnia, passate una buona Pasqua, arrivederci a tutti e ci vediamo.